Due pakistani di 45 e 35 anni sono finiti in carcere con l'accusa di tentato omicidio al termine di una complessa e articolata indagine dei carabinieri su una violenta aggressione avvenuta il 3 luglio nei pressi del centro di accoglienza Hotel Riviera a Fiesso d'Artico. Un ospite della struttura, anche lui pakistano di 25 anni, era stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Dolo in gravissime condizioni. Al culmine di una lite, il giovane sarebbe stato ferito da un oggetto simile ad un punteruolo in grado di perforargli il costato sinistro. Nonostante l'arma del delitto non sia stata rinvenuta, gli accertamenti delle forze dell'ordine hanno consentito di ricostruire la vicenda ed identificare i due possibili responsabili. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Tribunale di Venezia che, condividendo le risultanze investigative, ritiene vi siano concordanti elementi indiziari a carico degli arrestati per considerarli responsabili di tentato omicidio. I due pakistani sono stati rinchiusi nel carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia. La vittima, nel frattempo, è stata dimessa dall'ospedale.